Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del gran rituale di Ishtar e ve lo presento perché ci avviciniamo ad un periodo molto particolare dell'anno e durante questo periodo immancabilmente penseremo all'amore. Dunque, prima però di addentrarmi in questo approfondimento e nella presentazione di questo rituale, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Grazie. Vediamo dunque di fare un po' un chiarimento su chi è questa figura, chi è questa Ishtar, perché è tanto importante e per quale ragione è tanto potente. Ishtar era la divinità femminile più importante nella civiltà assiro-babilonese e la sua figura rappresentava non solo la bellezza, l'armonia e l'amore, ma anche proprio la fertilità. Dunque era una dea estremamente importante, una divinità assolutamente fondamentale, soprattutto in quell'epoca e che poi è comunque stata rivisitata come figura in tantissime altre tradizioni. In effetti i Sumeri la assimilarono ad Inanna, dea della terra e della fecondità. In seguito è ancora ritrovata in altre civiltà, per esempio nella Mesopotamia, nei popoli vicini, è stata appunto assorbita nei loro culti. Comunque è anche in tutta l'Asia occidentale, Ishtar è la personificazione della fertilità e della maternità. Perché questa storia di Ishtar è molto affascinante? Perché Ishtar perse il suo amato e attraverso un percorso agli inferi durante i quali ha attraversato 7 porte ha potuto recuperare il suo amato Tammuz e riportarlo sulla superficie, sulla terra, però non per tutto l'anno ma 6 mesi l'anno. Queste simbologie occulte rimandano a influenze di matrice solare e al susseguirsi della stagionalità e dei periodi appunto anche legati alla fertilità della terra. Perché è così importante il gran rituale di Ishtar? È un rituale supremo di alta magia d'amore che riesce dove tutti gli altri rituali hanno fallito. Cosa può propiziare questo rituale? Il ritorno della persona amata, l'avvicinamento di una persona che è di nostro interesse ma che non è mai stata a contatto con noi, oppure portare di nuovo armonia all'interno della famiglia, strappare il proprio amato dalle grinfie di una rivale che probabilmente ci ha portato via il nostro bene, può propiziare la risoluzione di casi di estrema negatività. È un rituale che richiede moltissimo impegno e moltissimo lavoro, viene eseguito per 30 giorni consecutivi nei casi medi, normali, e fino a 90 giorni nei casi più importanti e più difficili. Pertanto è un lavoro che io faccio soltanto una volta l'anno e per questa ragione vi invito, se siete interessati, dal momento che comincerò le operazioni il 31 gennaio e le porterò avanti per tutto il mese di febbraio fino al 1° o il 2, insomma compiuti i 30 giorni, porterò avanti questo rituale. Se siete interessati potete contattarmi, è chiaro che dal momento che sono più le persone che potrò trattare, vi tratterò con delicatezza per quanto riguarda l'eventuale costo. Vi ricordo che è un rituale che viene operato per ben 30 giorni, perciò il lavoro dietro è molto impegnativo e va curato con costanza e con estrema dedizione e abnegazione, perché non va assolutamente interrotto per 30 giorni. Inoltre appunto vengono utilizzati materiali di pregio e rari,
perciò questo rende questo rituale ancora più prezioso. Dunque, se siete interessati, mi potete contattare in privato al numero che trovate in descrizione e vi darò tutte le delucidazioni del caso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano. Vi aspettiamo comunque tutti i giorni nei nostri gruppi e vi lascio anche di questi gruppi il link in descrizione per poterci raggiungere. Vi ringrazio tantissimo per il vostro ascolto e la vostra attenzione e a presto, insomma, vi aspetto sempre qui su questo canale. Grazie, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.